identificato l'aggressore che ieri pomeriggio ha accoltellato un giovane in piazza Oberdan a Trieste, un 18enne già noto alle forze dell'ordine. La polizia locale di Trieste ha arrestato un passeur russo che trasportava illegalmente 7 migranti, 4 dei quali minorenni, tutti stipati in un'automobile. Il Consiglio di Stato ha condannato il Ministero dell'Interno, dovrà risarcire un vigile del fuoco triestino morto per essere stato esposto all'amianto, il risarcimento ai familiari. Dopo gli ultimi casi di dengue scatta l'operazione di disinfestazione in ben 3 rioni della città, ampie zone di Chiarbola e Ponziana e tutta l'area lungo via Costalunga. 230 persone arrestate in un anno, il bilancio dei carabinieri di Trieste, il comandante Carrozzo, sorvegliati speciali, il disagio giovanile e l'immigrazione. Un convegno per evidenziare le buone pratiche del territorio. Asuggi ha celebrato la giornata mondiale dell'ambiente, allarme, salute e clima. Brillante vittoria Desio della Pallacanestro Trieste contro Cantù nella prima gara della serie promozione. Domani sarà la volta di gara 2. Buonasera dal telegiornale di Tele4. È stato identificato il giovane aggressore che ieri pomeriggio in piazza Oberdan ha accoltellato un ragazzo al culmine di una lite nata pare sui social. Vediamo. Polizia e carabinieri sono sulle tracce del giovane aggressore, un 18enne italiano di origine albanese residente a Trieste che ieri pomeriggio ha accoltellato un 19enne tunisino in piazza Oberdan. Il ragazzo è stato subito identificato ed è risultato, nonostante la giovane età, già noto alle forze dell'ordine. Proseguono dunque le ricerche del responsabile dell'episodio violento, l'ennesimo in città con protagonisti giovanissimi. La vittima ha riportato 2 ferite da arma da taglio ed è stato curato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La ricostruzione dell'accaduto è stata rapida, agevolata anche dal racconto della fidanzata del tunisino. Una sua storia su Instagram avrebbe scatenato il diverbio tra i due, che è proseguito poi dal vivo vicino a un bar in piazza Oberdan. La scazzottata è degenerata con l'utilizzo anche delle sedie del locale, fino a quando il 18enne ha estratto il coltello ferendo l'altro ragazzo con 2 fendenti al braccio. Quindi la fuga dell'aggressore sporco di sangue verso la zona della stazione e poi verso via Udine, dove le sue tracce si interrompono. E la polizia locale di Trieste ha arrestato invece un passeur di nazionalità russa che trasportava illegalmente ben 7 migranti, 4 dei quali minorenni, tutti stipati all'interno di un'automobile. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. Trasportava illegalmente 7 cittadini siriani, 4 di questi minorenni, 2 dei quali stipati nel bagagliaio di un'auto. La polizia locale ha arrestato un passer 25enne di nazionalità russa per presunto favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Dopo l'arresto di 4 passer nei giorni scorsi, nell'ambito di un procedimento diretto dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è proseguita l'attività di controllo della polizia locale di Trieste sui transiti irregolari sospetti. Questa volta nella zona compresa tra Gropade e Opicina, a seguito di numerose segnalazioni al comando sulla presenza di migranti nelle vicinanze. L'ultimo rintraccio conseguente arresto risale a giovedì 30 maggio. Il nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Trieste, assieme al nucleo interventi speciali, ha svolto un mirato servizio di monitoraggio di alcuni degli itinerari presenti nell'area boschiva tra l'ex confine e la linea ferroviaria, ritenuti dagli agenti potenzialmente fruibili quali vie di ingresso clandestino in Italia. Nel tardo pomeriggio di giovedì gli agenti hanno tenuto d'occhio con particolare attenzione un'autovettura con targa ceca, entrata in Italia da una strada secondaria e poco frequentata. Fermato il veicolo, gli agenti hanno trovato al suo interno, oltre al 25enne conducente del mezzo, 7 cittadini siriani sprovvisti di documenti. Dopo gli accertamenti di rito eseguiti nella caserma San Sebastiano, il conducente è stato arrestato per presunto favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e poi accompagnato al carcere di via Coroneo. Sotto sequestro ai fini della confisca il veicolo utilizzato per il trasporto. I cittadini siriani, 4 dei quali minorenni, dopo essere stati rifocillati con bibite e cibo caldo dagli agenti, sono stati ospitati in una struttura locale convenzionata, ma anche denunciati a piede libero per l'ingresso illegale sul territorio nazionale.
Ora ci spostiamo in Friuli, dove in una camera ardente gremita di semplici cittadini, tra i quali numerosi esponenti della comunità romena friulana, è stato presieduto oggi dal decano della Chiesa ortodossa romena del Triveneto, padre Florin Kerkes, e concelebrato da altri sacerdoti il rito di commiato per Bianca Doros e Patrizia Cormos, le due ragazze scomparse nella piena del Natisone lo scorso 31 maggio. Allora vediamo il servizio della redazione di TV12 di Bortolussi. Precumtate la viață în sine așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat putere să facă judecată. Mamma Michaela rimane per tutto il tempo con lo sguardo sulla bara della figlia Patrizia, come se le parlasse, come se le raccontasse quello che sta accadendo attorno a loro, quell'incredibile ondata di affetto, forte, più forte della piena del Natisone che li ha travolti. Accanto a Patrizia c'è Bianca, con mamma, papà e sorella, uniti nel dolore e insieme nell'abbraccio che il Friuli ha voluto dare alle vittime di questa tragedia. La camera ardente gremita di semplici cittadini, molti appartenenti alla comunità romena friulana, ha fatto fatica a contenere le persone presenti. Molti hanno seguito il rito da fuori, rito che è stato presieduto dal decano della Chiesa ortodossa romena del Triveneto, padre Florian Kerkes. In questo momento sappiamo di non essere soli, che la famiglia di questi figli non sono sole perché il Signore risorto è con loro. Ed è proprio il Signore risorto che con la sua parola ci invita a agire e vivere questa nostra esistenza con fiducia e con speranza. C'era anche l'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba, a testimonianza che religioni e culture, riti e lingue si sono fuse nel dolore in un'unica comunità che soffre. Tante anche le autorità presenti, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il sindaco di Premariacco Michele De Sabata, la comunità di Campoformido dove risiedeva la famiglia di Patrizia e dove è stato proclamato il lutto cittadino, il procuratore Massimo Lia, il prefetto Lione, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Patrizia e Bianca vestite da sposa, sopra le loro bare le immagini che le ritraevano in vita, giovani, belle e sorridenti, in contrasto netto con il silenzio, la tristezza e il dolore che hanno riempito la camera ardente. Alla fine infiniti abbracci, pensieri di cordoglio e di vicinanza. Michaela li ha ascoltati uno a uno, una parola per tutti, a momenti un sorriso. Forse racconterà ancora tutto questo a sua figlia nell'ultimo viaggio, quello verso la Romania. Un incidente a Opicina, un motociclista di 62 anni di nazionalità francese è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un brutto incidente avvenuto a Opicina questo pomeriggio. Secondo cause ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine giunte sul posto dopo la chiamata al 112, il Centauro si è scontrato con un trattore, ingenti danni al mezzo a due ruote. Del violento impatto con il veicolo agricolo l'uomo ha riportato la frattura del femore. Sulla scena anche i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. L'uomo è stato trasportato all'ospedale e non è fortunatamente in pericolo di vita. Cerimonia questa mattina in Piazza Verdi per i 210 anni di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, l'ultima in città per l'attuale comandante Carrozzo. Vediamo. Credo che i problemi siano legati soprattutto a un certo disagio sociale che non è solo di Trieste, io credo che sia proprio un disagio generazionale. È chiaro che anche il fenomeno dell'immigrazione ha creato, un dissesto nell'equilibrio della sicurezza. Il disagio giovanile e l'immigrazione sono dunque fenomeni maggiormente nel mirino delle forze dell'ordine, secondo il comandante dei Carabinieri di Trieste, colonnello Mauro Carrozzo, intervenuto a margine della cerimonia in Piazza Verdi per il 210° anniversario della fondazione dell'Arma. Noi stiamo continuando a fare periodicamente, settimanalmente, servizi ad alto impatto interforze. Dividiamo il territorio tra polizia e carabinieri grazie anche al concorso della Guardia di Finanza e della polizia locale, quindi credo sinceramente che questa città, come tutto il resto della provincia, possa sicuramente vantarsi del fatto di avere forze di polizia che controllano il territorio. Nel 2023 i Carabinieri di Trieste hanno ricevuto 12.000 richieste di intervento, hanno disposto oltre 7.000 servizi di controllo del territorio e arrestato oltre 230 persone.
altre 1.600 sono state denunciate in stato di libertà. I dati sono stati diffusi in occasione della cerimonia odierna, durante la quale sono stati anche consegnati riconoscimenti ai carabinieri distintisi in attività di servizio, e che è anche l'ultima a Trieste per il comandante Carrozzo. Il bilancio dei 3 anni è stato assolutamente positivo. Io mi portavo dietro un'esperienza a carattere prettamente operativa fatta in altri territori d'Italia, caratterizzati dalla presenza di criminalità organizzata. Ho trovato una terra qui a Trieste intanto bellissima, una economia e una società in crescita, in grandissima crescita, e quello che dico sempre è che nella parabola di crescita il benessere si porta dietro tutto ciò che c'è di buono, e a volte si porta dietro anche qualche cosa, qualche criticità che va risolta, ma del resto noi siamo qui proprio per questo motivo. Il Ministero dell'Interno dovrà risarcire gli eredi di un vigile del fuoco triestino morto a 75 anni per l'esposizione all'amianto. Il Consiglio di Stato si è pronunciato in maniera definitiva, chiudendo così un lungo contenzioso. Umberto Bosazzi. Il Consiglio di Stato ha condannato il Ministero dell'Interno a riconoscere, oltre agli indennizi della speciale elargizione di 230.000 euro, un ulteriore risarcimento di 140.000 euro per la famiglia di un vigile del fuoco triestino deceduto a 75 anni nel 2008, a 2 anni e mezzo dalla diagnosi di mesotelioma pleurico correlato all'esposizione ad amianto. Lo ha reso noto l'Osservatorio Nazionale Amianto, precisando che la sentenza conclude una lunga vicenda giudiziaria. L'uomo aveva subito un'esposizione a livelli elevati di fibre di amianto durante il servizio prestato per 34 anni al comando di Trieste. Allora la prassi era indossare guanti e tute antincendio in amianto. Una volta che il Ministero dell'Interno aveva dovuto ammettere il legame tra l'esposizione all'asbesto e il mesotelioma pleurico e riconoscere lo status di vittima del dovere, i legali della famiglia, avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, e Corrado Calaccione, avviarono la domanda di risarcimento accolta dal TAR del Friuli Venezia Giulia nel 2020. Il Ministero aveva però presentato ricorso al Consiglio di Stato chiedendo la sospensione della condanna, ma l'istanza fu rigettata ed ora, a distanza di 4 anni, diventa definitiva la prima sentenza che condanna il Ministero dell'Interno. Secondo l'Osservatorio, il caso è destinato a scoperchiare il vaso di Pandora di un fenomeno epidemico di mesoteliomi e altre malattie asbesto correlate tra il personale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, spiega Bonanni. Inoltre, aggiunge l'Osservatorio, si è dimostrato che l'esposizione è avvenuta senza adeguata informazione, formazione o strumenti di prevenzione attraverso l'utilizzo di guanti e tute negli interventi per incendi ed eventi sismici e per il contatto con le macerie. Dopo i 2 nuovi casi di febbre dengue emersi nella giornata di ieri a Trieste, nella serata di oggi sono scattate le disinfestazioni volte a evitare che il virus si propaghi tramite le punture di zanzara. L'ordinanza diramata dal sindaco di Piazza replica lo schema visto in azione qualche lunedì fa attorno a Via del Ronco, con un doppio intervento, larvicida e adulticida, rispettivamente scattato il primo alle 19 e il secondo alle 21. Questa volta però a essere coinvolti sono ben 3 rioni di Trieste, ampie zone di Chiarbola e Ponziana, assieme a tutta l'area lungo via Costalunga, dove risiede la coppia contagiata. Un perimetro di 200 metri attorno all'abitazione, come prevede la prassi in situazioni di questo tipo. I residenti sono stati avvisati tramite cartelli che consigliano caldamente di non esporre cibo, animali o biancheria all'esterno, tenendo porte e finestre chiuse per tutta la durata delle operazioni. Per lo svolgimento dell'ultima fase della disinfestazione sono stati disposti anche dei divieti di transito. In questo caso la fascia oraria va dalle 21 alle 24 o comunque fino al termine effettivo delle operazioni di disinfestazione. Passiamo ora alla politica, andiamo verso le europee dell'8 e 9 giugno. Il Movimento 5 Stelle ha preparato la volata finale per la campagna elettorale in vista del voto alle europee, organizzando una serie di eventi fra incontro con i candidati, un'assemblea pubblica e la proiezione di un film al cinema delle Torri d'Europa. Vediamo il servizio.
Siamo alle ultime battute, agli ultimi giorni della campagna elettorale per le elezioni europee. Come si sta muovendo il Movimento 5 Stelle per far conoscere il proprio programma attraverso eventi e banchetti a Trieste? Esattamente, sono proprio gli ultimi 3 giorni di campagna elettorale. Noi a Trieste siamo presenti con il nostro gazebo in Piazza della Borsa, in cui raccontiamo alle persone il nostro programma, quali sono i nostri candidati e raccogliamo anche le firme per la legge di iniziativa popolare sul salario minimo. Inoltre abbiamo anche degli appuntamenti e degli eventi importanti, primo tra tutto l'appuntamento questa sera al Cinema delle Torri d'Europa alle 19, la proiezione dello spettacolo di Giuseppe Conte in cui si parlano dei temi importanti per il movimento che saranno portati in Europa, quindi pace, ambiente, salute, diritti, contrasto al lobbismo e alla corruzione. Dopodiché avremo la chiusura della campagna anche con gli ospiti proprio della lista, quindi sono già passati da noi la nostra capolista Sabrina Pignedoli e Ugo Biggeri e verrà con noi da domani Martina Pluda per chiudere la campagna elettorale venerdì, in cui faremo anche un'assemblea pubblica in cui vogliamo raccontare direttamente dai candidati e dai portavoce il programma del movimento. E non finisce qui però, perché racconteremo anche cosa ci sarà dopo le europee, come il movimento si muoverà a livello locale e nazionale e come anche sarà importante un ruolo attivo dei cittadini all'interno del movimento. Anche il consigliere comunale di Insieme Liberi Ugo Rossi correrà alle elezioni europee con la lista Libertà, lista che ha tra le sue priorità la pace, la libertà di scelta degli individui e il contrasto ai colossi finanziari europei. Vediamo. La sua candidatura invece alle europee con la lista Libertà, ci presenta un po' le priorità di questa lista? Una politica libera proprio da questi conflitti di interesse, da queste lobby di potere che praticamente hanno sostituito la politica con dei burattini finanziati che eseguono gli ordini e che poi attuano dei piani, delle agende come l'agenda 2030, questa agenda green che ci impone delle direttive che i cittadini non vogliono. Io lo dico da professionista, no? Prima si è parlato di burocrazia. Io dopo 4 anni di partita IVA che ho aperto, da giovane partita IVA, veramente mi viene voglia di chiuderla, perché un ingegnere oggi è diventato un burocrate, come anche col 110, ti fanno passare la voglia di lavorare. E queste sono tutte delle direttive che servono semplicemente a occuparsi di cose che i cittadini vogliono occuparsi vogliono risposte sulla salute, sui servizi al cittadino, vogliono pagare meno tasse, vogliono avere meno burocrazia, invece qua fanno tutto l'opposto. E l'Unione Europea veramente ci impone queste direttive, come la Bolkestein, che adesso il Consiglio di Stato con l'ultima sentenza ha detto chiaramente che bisogna togliere le concessioni agli ambulanti, ai balneari, c'è anche il problema dei taxisti, quindi le licenze, questo è uno degli obiettivi della nostra azione politica, quindi portare la libertà politica dentro le istituzioni. Parleremo ancora di elezioni, ma di quelle comunali, in particolare di quelle di Sgonico, fra poco, dopo una piccola pausa pubblicitaria. Allora, rientriamo in diretta. Come vi dicevo, va verso il voto anche il comune di Sgonico, che va al rinnovo l'8 e 9 giugno con una situazione inedita. Alla sindaca uscente Hrovatin si oppongono il suo ex assessore Sardoc e l'outsider di centrodestra Puntar. Vediamo. Prima alleati, poi separati in casa e ora avversari. Sono 2 dei 3 candidati a sindaco di Sgonico, ovvero la prima cittadina uscente Monica Hrovatin e l'ex assessore della sua giunta, nonché suo predecessore Mirko Sardoc, ai quali si aggiunge Chiara Puntar, già consigliera Duino Aurisina, che corre per il centrodestra. È un panorama elettorale inedito quello che attende il piccolo comune di Sgonico e i suoi quasi 2000 abitanti all'appuntamento con le urne l'8 e il 9 giugno. Monica Hrovatin si candida al terzo mandato con la lista Scupai Insieme nel segno della continuità per portare a termine le opere già iniziate. Abbiamo già 200.000 euro stanziati, il progetto è già pronto da avviare e la strada che porta da Rumpipiccolo verso Sagrado 165.000 euro, la piazzetta Rumpipiccolo 200.000 euro. E poi abbiamo 430.000 euro per la bonifica e la riqualificazione dell'ex aerocampo di Borgo Grotta Gigante.
Da assessore ai banchi dell'opposizione, Mirko Sardoce è sostenuto dalla lista civica Squadra in Comune per Sgonico e punta come priorità alla tutela dell'ambiente. La convinzione di vivere in una realtà come il comune di Sgonico, che è unica nel suo insieme. Noi abbiamo un ambiente naturale che è veramente eccezionale, quindi l'ambiente naturale che trovare il giusto equilibrio di tutelarlo ma altresì viverlo è l'obiettivo da raggiungere. Il centrodestra unito candida per questa tornata Chiara Puntar, che mira a portare il suo apporto in termini di benessere sociale e attenzione alla sicurezza. Abbiamo un punto dedicato alla sicurezza. E noi crediamo sia importante essere garanti della sicurezza e trovare tutti i modi, le modalità e i mezzi per garantirla. L'idea è di convocare dei tavoli congiunti alle forze dell'ordine e al territorio almeno ogni 3 mesi. Un convegno promosso da Asugi per discutere di buone pratiche ambientali. Si è celebrata anche a Cattinara oggi la giornata mondiale dell'ambiente. Allora vediamo com'è andata, vediamo di che cosa si è parlato nel servizio di Umberto Bosazzi. L'importanza di comportamenti virtuosi in campo ambientale è stato il focus del convegno organizzato da Asugi in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. L'azienda ha deciso di affrontare l'argomento da un punto di vista locale, nazionale ed internazionale, dando voce a tutte quelle realtà che hanno deciso di intraprendere la strada green, percorso sempre più indispensabile stante la situazione venutasi appunto a creare a livello, diciamolo, planetario. Sul podio si sono alternate le esperienze dell'OGS, di Acegas APS Amga, della Barcolana, del Burlo, esperienze che guardano al locale, al punto di partenza, ma che poi si declinano in contesti decisamente più ampi, come ad esempio lo studio del Focus Virisoides a Marina Iulia, condotto da Lisis Brignoli e Einaudi Marconi. La giornata ha voluto anche sensibilizzare in merito ad una serie di iniziative, verrebbe da dire basiche, ad esempio la Green Surgery. È un progetto che è nato appunto dal nostro servizio di prevenzione e protezione in collaborazione con gli operatori delle sale operatorie. Si tratta semplicemente, sinteticamente, di una raccolta mirata, differenziata dei presidi, dei dispositivi, di tutto il materiale che viene utilizzato in sala operatoria che deve essere smaltito, una raccolta differenziata, e questo ci porta a un risparmio del 30% dei costi. Notevole poi, e per certi aspetti preoccupante, la necessità di far fronte ai problemi di salute collegati ad una interpretazione superficiale delle tematiche ambientali, laddove finalmente si è ben compresa la differenza fra clima e meteo, concetto fondamentale quando si declinano determinati argomenti. Quando noi parliamo di meteo e clima, stiamo distinguendo fra un fenomeno locale che accade in posti specifici, no? Il meteo a casa mia, nel mio paese, e effetti su scale molto più grandi, sia spaziali, quindi regioni grandi della Terra, che temporali, decenni, secoli. Prevedere il clima, e questa è la cosa fondamentale quando parliamo di cambiamento climatico, è molto più semplice che prevedere il meteo. Passiamo allo sport, brillante vittoria della Pallacanestro Trieste contro Cantù nella prima gara della serie promozione. Ieri sera a Desio la squadra di coach Cristian ha sfoderato una prestazione di qualità, soffrendo nel terzo quarto e chiudendo i conti nell'ultima frazione. Domani sarà la volta di gara 2. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. La Pallacanestro Trieste accende l'entusiasmo giuliano vincendo gara 1 playoff in casa di Cantù. Non poteva esserci inizio migliore nella serie per l'ambita promozione in A1 da parte del team triestino. Qualità, consapevolezza, sofferenza e reazione hanno contraddistinto la sfida di ieri sera. Una vittoria che proietta la squadra a gara 2 in programma domani in quel di Desio. Dopo il primo affondo di Ruzieri, i padroni di casa spingono siglando punti in serie, ma i biancorossi non sono da meno, trascinati da un Ruzier con la freccia rossa a 9 punti nel primo quarto. Il 17-11 esterno porta Cagnardi al primo time out, dopo il quale Cantù rintuzza il mini allungo triestino con Baldi, Rossi e Nicolic, ma le triple di Ruziere e Candussi e un tappin di Menalo mandano Trieste avanti di 10 al primo intervallo, 15-25.
L'inizio di secondo quarto porta Cantù ad accorciare le distanze grazie a 2 canestri di Ikei, ma la squadra di Christian aggiorna il massimo vantaggio a più 15 con Candussi e Reyes per il 21-36 che diventa più 17 con la tripla di Reyes e appoggio di Vildera 24-41. Dopo che Bucarelli aveva spezzato il parziale giuliano. Trieste si inceppa per qualche minuto, Cantù si riporta a meno 11 con 3 punti di Young, i primi della sua partita, ma la tripla baciata dalla tabella di Ferrero fissa il 32-46 di metà partita. Avvio di terzo periodo contratto su entrambi i fronti, a sbloccare il punteggio è Young con un 2+1 che costa anche il terzo fallo di Candussi. Trieste sbanda un po' e si vede Cantù a meno 5 dopo un 9-0 di parziale, 41-46, fermato da Vildera che segna i primi punti biancorossi praticamente a metà quarto. Ai giuliani non riesce più niente, una tripla di Ikei a 1 minuto e mezzo dall'ultimo intervallo segna il sorpasso canturino sul 52-51. Filloy e Brooks riagguantano il vantaggio sul 52-55 dopo 30 minuti di gioco. Nell'ultimo quarto Trieste rialza la testa, non prima della combinata Nikolic-Ikei che aprono l'ultima frazione a suon di triple. Reyes pareggia da 3 a quota 58, Candussi commette il quarto fallo dopo meno di 3 minuti uscendo zoppicando, ma i giuliani con Vildera, Filloy e Reyes trovano 8 punti che dire preziosi e dire poco, anche perché dalla parte opposta Cantù risente della risalita alla bardata, condita dai liberi di Ruzier che chiudono i conti del match. Il primo round va a Trieste, coperta dal grandissimo entusiasmo dei suoi tifosi. Allora siamo in chiusura, solo un aggiornamento per quanto riguarda ancora le ricerche del corpo di Christian nel Natisone, l'ultimo ragazzo appunto scomparso nel fiume. Il corpo non è ancora stato trovato, è stata estesa l'area di ricerca. Alle ricerche hanno partecipato anche oggi circa 80 persone tra vigili del fuoco e volontari della protezione civile del Friuli Venezia Giulia con elicotteri, droni e varie imbarcazioni. Sotto la lente c'è appunto un'ampia zona del Natisone. Nel corso delle ricerche sono stati trovati degli indumenti che però non appartengono a Christian. Sin da venerdì sera è presente il fratello del ragazzo che assiste alle ricerche, sorretto dal calore dell'intera comunità romena locale, come già abbiamo visto appunto nel servizio sui funerali delle 2 ragazze ritrovate invece purtroppo morte. Allora in conclusione vi ricordo ancora che domani mattina a Sveglia Trieste ci saranno ospiti Alessandro Ciriani, candidato a europee per Fratelli d'Italia, e Giuseppe Corbatto, invece candidato del comune di Grado a sindaco per la coalizione di centro-sinistra. È tutto, grazie per averci seguito, ma non andate via perché fra pochissimo ci colleghiamo col direttore Luigi Baccialli per gli approfondimenti del mercoledì sera. Fra poco. Allora, bentornati in diretta e diamo subito la buonasera al direttore di Tele4 Luigi Baccialli. Buonasera. Buonasera Laura e a tutti i nostri telespettatori. Allora, tra le notizie del giorno, direttore, c'è quella che riguarda sempre la gestione delle migrazioni e la questione dell'Albania, no? Oggi ne ha parlato anche la Premier Meloni, qui vediamo ad esempio l'ANSA, in Albania si parte da 1000 posti, poi 3000, insomma dichiarazioni congiunte della Premier col primo ministro albanese Rama dopo la visita appunto all'hotspot per migranti. A che punto siamo, direttore? Ne avevamo parlato già in uno degli ultimi appuntamenti. Sì, per la stessa missione di Giorgia Meloni c'è un ritardo di qualche mese, dovrebbe entrare in funzione comunque, ha detto oggi la Premier, a fine agosto del 2024, quindi quest'anno in sostanza, mancherebbe poco. Il porto è pronto ad accogliere questi migranti, non è ancora pronto l'hub che dovrebbe contenerli. 140 milioni l'anno, su questo ci sono polemiche perché sentivo prima Calenda che diceva che costano 6 volte di più di quanto non costino se dovessero restare in Italia, quindi figurati prima del voto se non volano gli stracci su questo e altro.
buone intenzioni quelle secondo me del governo italiano, cioè di dirottare almeno una parte dei migranti verso un altro paese, grazie così alla disponibilità del Premier Rama, ed è un deterrente anche, no? Chi parte pensando di arrivare qui nel nostro paese, no? Il bel paese, poi invece se sa che potrebbe finire in Albania, in un posto piuttosto remoto, probabilmente ci ripensa. Questo è un altro degli obiettivi del governo. I flussi sono calati del 60% in questi ultimi mesi, e questo dice Giorgia Meloni, ed stento a credere che non dica la verità. Gli accordi con altri paesi sono stati fatti, con la Tunisia, con l'Algeria, per limitare le partenze, ma la novità di ieri è stata l'esposto presentato dalla Meloni all'antimafia per presunte grosse illegalità, irregolarità che attraverso il decreto flussi, cioè in sostanza sarebbero stati assunti con dei contratti fasulli, con dei visti fasulli, molti clandestini in campagna, perché c'è un numero spropositato di contratti rispetto poi all'offerta occupazionale. Quindi su questo ha lanciato l'allarme Giorgia Meloni, ha presentato questo esposto, vedremo quali saranno le conseguenze. Comunque è un governo che sta facendo di tutto per evitare che l'Italia diventi il campo profughi, ha detto oggi Tommaso Foti, che è il portavoce e il capogruppo dei senatori di Fratelli d'Italia. L'Italia non sarà più un campo profughi, è un po' presto per dirlo, perché nel frattempo gli sbarchi continuano e voi ne sapete, ovviamente sapete cosa avviene con la rotta balcanica. Chiaro. Quindi vedremo se effettivamente queste sono misure. Anche oggi, ad esempio, è stato arrestato un altro passeur, questa volta credo russo, con 7 migranti siriani, fra cui anche 4 giovanissimi minorenni, quindi è vero, qui continua il flusso e anche noi però abbiamo un po' l'impressione che sia calato, che siano calati i numeri nell'ultimo periodo, nonostante l'arrivo poi del bel tempo, quindi quella sarà un po' la prova, no? Per quanto riguarda proprio i flussi migratori, almeno per quanto riguarda la rotta balcanica. È un tema che comunque entra, lo dicevamo anche l'altra volta, prepotentemente nella campagna elettorale in vista delle prossime europee. Ormai ci siamo, direttore, 8-9 giugno si vota. Sì, si vota, e ovviamente noi con le nostre reti seguiremo praticamente ancora prima della chiusura delle urne quello che sta accadendo. L'affluenza, si prevede che ci sarà un altro calo, vedremo anche qui, non avendo la sfera di cristallo, però la sensazione è che ce ne sarà un altro, perché l'Europa è ancora vista come un'entità molto lontana, molti di noi non si riconoscono in questa Europa, e sarebbe l'occasione per cambiarla eventualmente, no? Per chi volesse cambiarla, però se poi non si va a votare ci si può lamentare di quelli che saranno i risultati di questa astensione dal voto. È chiaro che adesso le due coalizioni, centrodestra e centrosinistra, cercano di portare l'acqua al proprio mulino. Elly Schlein, per esempio, sulla riforma della sanità, su questi interventi sulla sanità, ha detto che è tutta una fuffa, è tutta una manovra elettorale che non servirà a niente. Ecco, va detto anche che qui in Veneto, per esempio, le visite notturne, l'apertura degli ospedali nei weekend, sono tutte misure che sono state già prese anni fa, e infatti il Veneto è un po' un benchmark sulla sanità, e credo che nel confronto con le regioni il Ministro della Sanità abbia così cercato di replicare alcune misure che sono state prese a livello locale, e questo ovviamente non c'è niente di male. L'importante è che ci siano le risorse, e pare che non ce ne siano, per cui il problema è quello della mancanza di risorse per abbattere le liste d'attesa, e poi soprattutto la mancanza di medici e di infermieri. Questo è un problema ma quello è un problema cronico, no? Riguarda un po' tutta Italia, non soltanto le nostre zone, e non è di facile soluzione, pare.
Sì, perché non c'è stata programmazione, perché c'è stato il numero chiuso, ancora oggi ci sono tanti ragazzi. Una volta tra l'altro ci si sentiva dire dai genitori è meglio che tu non faccia il medico perché ce ne sono già troppi, per cui resterai disoccupato. Adesso ci sono delle praterie per chi si laureerà in medicina perché mancano proprio gli specialisti, ci sono vuoti spaventosi soprattutto in certi reparti, l'oculistica, poi l'ortopedia, insomma c'è davvero c'è molto spazio per chi, però se poi non si permette a questi ragazzi di accedere alle facoltà di medicina, di laurearsi e di iniziare a lavorare, siamo da capo. Credo che cambierà un po' la musica comunque, data la situazione. Già qualche università, ad esempio quella di Trieste, sta aumentando il numero, il famoso numero chiuso, no? Molto contestato, soprattutto poi dopo il periodo pandemico in cui si era detto appunto bisognerebbe aprire di più le porte, no? Ai ragazzi che hanno voglia di intraprendere questo tipo di carriera, non solo quella medica ma magari anche quella in scienze infermieristiche. Stanno aumentando proprio i numeri, no? Delle possibilità di accesso a queste facoltà e quindi speriamo che questo smuova un po' le acque. Sì, è vero, questo è vero, resta però il fatto che le retribuzioni medici e infermieri sono basse rispetto a quelle di altri paesi, per cui la conseguenza è che molti medici, molti operatori sociosanitari poi vanno all'estero, vanno in altri paesi perché guadagnano meglio e forse sono anche più considerati, sono meno aggrediti dai parenti dei pazienti, perché quindi in Italia succede anche questo, sei al pronto soccorso, entra uno un po' nervoso che vuole essere curato per primo anche se ha un raffreddore, ha un codice bianco, pretende di essere curato e si mette a picchiare l'infermiera o l'infermiere o il medico che interviene per sedare la rissa. Qui ogni giorno siamo di fronte a questi episodi che poi si ripetono anche nelle scuole quando i genitori vanno a picchiare i docenti, gli insegnanti, accusandoli di non aver dato voti sufficientemente buoni ai figli. È uno strano paese questo. Se guardiamo ad altri paesi un po' più emancipati del nostro, queste cose da paese incivile non succedono. Lo dicevi tu, direttore, alcune regioni hanno criticato in generale poi la conferenza delle regioni questo provvedimento per tagliare le liste d'attesa, ma sulla base soprattutto della mancanza di fondi o c'è di finanziamenti, insomma, come dicevi giustamente tu, o c'è anche dell'altro, insomma, nelle critiche da parte delle regioni, perché comunque il taglio delle liste d'attesa, dei tempi proprio delle liste d'attesa è un problema che riguarda tutta Italia, lo dicevamo prima. Sì, non c'è dubbio, guarda, è verissimo che il problema è che mancano le risorse e poi adesso sta affiorando un altro problema, che è legato per esempio alla riforma dell'autonomia differenziata, e cioè che questo CUP regionale e altri interventi che ha fatto il governo in qualche modo vogliono centralizzare la sanità, che è sempre stata piuttosto libera, diciamo, a livello regionale, no? Nel senso che le regioni sulla sanità davvero hanno abbastanza voce in capitolo, quindi non si vorrebbe, almeno qui in Veneto e probabilmente anche in Friuli Venezia Giulia, perché quello che dice il presidente Zaia è molto in sintonia col presidente Fedriga, non si vorrebbe che fosse un'occasione per mettere le mani sulla sanità e per gestirla e per controllarla e condizionarla in qualche modo, no? Per cui questo è un altro problema che sta emergendo da queste parti e credo che se ne parlerà ancora molto. Ci si vuole insomma tenere ben stretta l'autonomia, almeno in questo settore, laddove magari la sanità raggiunge dei livelli comunque molto buoni rispetto magari ad altre zone, no? E questo è un po' il problema. Un accenno, direttore, lo facciamo sempre alle guerre in corso. C'è stata qualche evoluzione della situazione rispetto a settimana scorsa? Ma guarda, purtroppo oggi Biden era in Normandia, per cui si sta festeggiando giustamente gli 80 anni dell'eroico intervento degli anglo-americani in Normandia, che hanno contribuito ovviamente a sconfiggere
il nazifascismo, però rimane tesissima la situazione dopo il sì di Biden all'utilizzo dei missili americani da parte dell'Ucraina in territorio russo, cosa che gli ucraini hanno subito fatto, hanno centrato alcune postazioni in Russia da cui partono i missili russi, per cui oggi c'è stata un'altra risposta di Mosca, stessa situazione drammatica anche in Medio Oriente, perché nonostante c'è stata ancora l'ennesima proposta di una tregua in cambio del rilascio degli ostaggi, si è detto d'accordo Netanyahu, poi si è detto d'accordo Hamas, poi a un certo punto Netanyahu ha ribadito che comunque Israele andrà avanti negli attacchi a Rafah, su Gaza, fino a quando non sarà distrutto Hamas, e quindi siamo punto e a capo, e non se ne viene fuori e non si vede oggi come oggi una possibile tregua, un possibile negoziato, almeno un negoziato, che si sedessero intorno a un tavolo e discutessero, ma né in Medio Oriente né in Ucraina con Zelensky che gira il mondo, e domani mi pare che sia negli Emirati Arabi, oggi credo che fosse, non mi ricordo dove è stato oggi, ma insomma fa il globetrotter e intanto chiedendo aiuto, ma nel frattempo non c'è nessuno disposto a fare un passo indietro. Allora, grazie al direttore Luigi Bacialli, buon lavoro e ci risentiamo, ci rivediamo mercoledì prossimo, se non prima, perché dovremo naturalmente seguire i risultati delle elezioni. Grazie a te Laura, grazie molte, arrivederci. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito e a tutti buon proseguimento di serata in nostra compagnia.